affrontare una prima parte della mia presentazione presentandovi la storia della TDCS, affrontando velocemente quelle che sono le basi neurali e neurofisiologiche di questa tecnica, le differenze principali tra le tecniche di stimolazione cerebrale non invasive utilizzate in riabilitazione, poi vedremo invece l'applicazione clinica della TDCS con particolare riguardo ai disturbi del linguaggio, stroke e afasia primaria progressiva. L'uomo è da sempre stato affascinato dagli effetti della corrente elettrica, ma il primo documento risale a un geroglifico contenuto in una tomba egizia che raffigura un pescatore che, arpionando involontariamente un pesce gatto, ne riceve uno shock tutt'altro che terapeutico, molto ma molto doloroso. Ma se scorriamo i bellissimi libri di storia della medicina, da Occidente ad Oriente, troviamo delle interessantissime applicazioni per la prima volta sul capo di soggetti proprio di questi pesci gatti o comunque in generale di torpedini. E fu proprio un italiano per primo, Scribonio Largo, naturalista e medico, che applicò per la prima volta una torpedine direttamente sul capo di un paziente per alleviare una sintomatologia, la cefalea all'emicrania. Non solo Scribonio Largo, ancora d'Occidente Plinio il Vecchio e Galeno descrivono sempre l'applicazione di un metodo piuttosto economico, sempre un bel pesce vivo, sul capo dei soggetti, cioè andavano non in pescheria ma a prenderseli direttamente nei fiumi e nei mari. E in Oriente Avicenna, un genio medico, matematico, filosofo, applicò per la prima volta sempre la torpedine per quale patologia? L'epilessia, descrivendone un'applicazione particolare, un primo accenno metodologico, dove? Principalmente sulle regioni frontali. È il 1700, illuminismo, scoperta del metodo scientifico, e due fisiologi importantissimi dell'epoca, Walsh e Cavendish, descrivono, applicando il metodo scientifico alle torpedini, un report, il primo report scritto. E cosa riportano? La descrizione puntuale di dove appoggiare la torpedine, in quale posizione, per quale patologia e quali sono gli effetti. Questi studi così affascinanti, per la prima volta metodologici, affascinarono principalmente, aprirono la via in Italia per lo studio delle correnti elettriche. Gli italiani hanno sempre avuto una passione per questo tema, in particolare due ricercatori, Galvani, professore di anatomia a Bologna, e ricordiamo tutti l'esperimento famoso del movimento della zampetta della rana, che lui descrive come un esperimento del tutto casuale, perché su questo tavolo sperimentale era presente una pila elettrostatica per lo studio delle scintille, mentre il suo allievo doveva in realtà sezionare il nervo femorale di una rana. Ma cosa succede? Lo studente tocca in modo accidentale la macchina elettrostatica, ne scatta una scintilla e con il conduttore, che è il bisturi, si muove la zampetta della rana. Volta, ingegnere e chimico a Pavia, in un primo momento fa molti complimenti a Galvani, ma poi ne nasce una discussione molto accesa e interessante su quali conduttori, se non solo metallici, potessero essere utili per lo studio dei fenomeni bioelettrici. E i due ricercatori saranno poi ricordati nella storia: Galvani perché scoprì i fenomeni bioelettrici negli animali, e Volta, padre dell'elettrochimica in Italia e inventore della pila voltaica. Ma Aldini era il nipote di Galvani, che, affascinato sicuramente dagli studi dello zio, applica per la prima volta la pila voltaica a dei pazienti che soffrivano di melanconia, depressione. E se osservate questa riproduzione storica del pannello in alto, vediamo per la prima volta dei montaggi differenti. Il paziente che viene direttamente attaccato alla pila voltaica con un montaggio di tipo cefalico, oppure con la mano attaccata alla pila, e nel riquadro in basso un altro tipo di applicazione allo studio dell'effetto sui cadaveri. Per
Per un po' di anni la storia dello studio dei fenomeni bioelettrici ha dei momenti di interesse e poi di riduzione di questo interesse. Per un po' di anni l'applicazione transcranica viene meno studiata, ma vi è uno studio molto importante sulla stimolazione direttamente della corteccia e saranno i fisiologi tedeschi per primi a stimolare direttamente la corteccia di animali, in particolare dei cani, e ricostruire e descrivere per la prima volta la corteccia motoria. Dopodiché questi studi vengono approfonditi dal neurofisiologo Ferrier Scorsese su quale corteccia dei primati. Penfield e Rasmussen, lo sappiamo tutti, 1950 descrivono per la prima volta la stimolazione diretta della corteccia dell'uomo in quali soggetti in pazienti umani che dovevano essere sottoposti svegli ad un intervento neurochirurgico, e questo importantissimo esperimento permise di ricostruire l'homunculus motorio. Ma ritorniamo di nuovo, ora facciamo un salto, a un interesse per la stimolazione transcranica. Prima pubblicazione scientifica 1980 in Nature firma di Merton e Morton. Guardate la sigla, TESS, con tutte le letterine maiuscole. È una tecnica di stimolazione che vedremo non ha applicazione né clinica di ricerca, perché è una tecnica di stimolazione sì transcranica, ma altissimo voltaggio, 2000 volt, per una frazione di microsecondi. Questo voltaggio era necessario per poter registrare un potenziale d'azione e come vedete, e ovviamente attiva anche i recettori del dolore, per cui assolutamente non applicabile né nella ricerca, tantomeno nella clinica. Non a caso il signore che vedete seduto in questa diapositiva è uno dei due autori, Merton. Nessun altro ricercatore, neanche gli studenti disperati per una tesi, credo si potessero essere sottoposti a questo tipo di stimolazione. Questa invece è la nostra TDCS, la stimolazione a corrente continua, che ha avuto di nuovo un avvio di interesse intorno agli anni 2000, soprattutto per un gruppo di ricerca molto importante tedesco a firma di Nietzsche Paulus. Questo è il device che utilizziamo nei nostri laboratori, è una tecnica di stimolazione, una metodica di stimolazione non invasiva che utilizza bassissime intensità, 1-2 mA, non è in grado di generare un potenziale d'azione, ma modula le soglie di risposta neurale modificando la permeabilità di membrana. Vedete, questo è un tipico montaggio cefalico, vengono posti due elettrodi, uno attivo nella regione di interesse, l'anodo in questo caso rosso, e un altro di riferimento in una zona che riteniamo non essere importante per un compito cognitivo oppure motorio. Osserviamo subito che vi è un fascio di corrente, cioè la corrente non è puntuale, ma la corrente si propaga dall'anodo verso il catodo nelle aree della corteccia con minore resistenza. Primo aspetto metodologico, è una tecnica non focale, per cui a una bassa risoluzione spaziale potrebbe essere uno svantaggio, ma è vantaggioso, vedremo, per i pazienti che presentano alterazioni. Abbiamo parlato di network, per cui non lesioni specifiche, ma network alterati. Altro aspetto, da subito, sia dagli studi sui modelli animali nel 1960, poi la ripresa negli anni 2000, si osservano degli effetti molto interessanti, che sono gli after effects, gli effetti a lungo termine. Cosa significa? Che a seconda dei minuti di stimolazione posso avere degli effetti che durano qualche minuto, delle ore, dei giorni, e vi è un generale consenso nel ritenere che sedute successive di stimolazione, contenute all'interno di parametri ben studiati per la sicurezza dell'applicazione della metodica, possano avere degli effetti che durano nel tempo. Questo è un aspetto molto interessante per la riabilitazione sia motoria che clinica. Gli studi relativi ai meccanismi d'azione della TDCS sono oggi ancora oggetto di interesse e di studi approfonditi, però possiamo delineare principalmente due tipi di meccanismi, degli effetti che vengono definiti a breve termine,
Questi effetti a breve termine sono effetti polarità dipendenti. La stimolazione di tipo anodico depolarizza la membrana del neurone, aumentando l'eccitabilità di quale corteccia della corteccia motoria primaria. La stimolazione di tipo catodico iperpolarizza la membrana del neurone e riduce l'eccitabilità della corteccia motoria primaria. Gli effetti più interessanti da un punto di vista clinico, oltre a coinvolgere meccanismi di effetti dovuti alla polarizzazione, dipendono da sistemi di plasticità, di efficacia sinaptica. Tra quelli più studiati sono l'alterazione, i meccanismi che coinvolgono l'N-metildiaspartato, gli effetti della stimolazione anodica verso il potenziamento a lungo termine, della catodica sulla depressione a lungo termine. La stimolazione di tipo anodica riduce la concentrazione del GABA, che è un neurotrasmettitore inibitorio, e la stimolazione di tipo catodico invece riduce la concentrazione del glutamato, che ha un effetto di tipo eccitatorio. Molto interessanti ancora una volta per la riabilitazione sono le alterazioni provocate dalla TDCS a seconda della polarità, dosaggio e impianto metodologico sul BDNF, per cui sui meccanismi di plasticità. Ultimo aspetto, la TDCS ha un effetto sui network stimolati, per cui dipende dallo stato di attivazione del network rispetto ad un compito che sia motorio di tipo cognitivo. Quali sono le principali differenze, velocemente, tra le tecniche che sicuramente avete sentito molto utilizzare in ambito riabilitativo, la TDCS e la stimolazione magnetica transcranica? Entrambe tecniche di stimolazione di tipo transcranico, stimolazione TDCS, una tecnica, vi dicevo, di neuromodulazione e non di neurostimolazione, perché non induce un potenziale d'azione come invece fa la TMS. La stimolazione TMS è molto utile in compiti sperimentali perché ha una ottima risoluzione spaziale, quindi permette di osservare una relazione causale tra area stimolata e compito che vado a studiare. Questo non è possibile con la TDCS. Il vantaggio della bassa risoluzione spaziale è che posso applicarla a soggetti con alterazione di network più ampio, lesioni cerebrali ampie e patologie neurodegenerative. Vantaggio della TDCS: una ottima condizione placebo, non distinguibile dalla condizione reale. La TMS è molto più complicato, anche con il coil di tipo placebo, sham, e soggetti non naif riescono a riconoscerlo. Aspetti interessanti per entrambe le tecniche: gli effetti durano nel tempo, sembrano durare nel tempo e ovviamente sono legati agli effetti, aspetti legati alla metodica molto tecnica. Ma arriviamo alla nostra TDCS. Quali sono gli ambiti di applicazione principali? Sicuramente gli studi su plasticità, in soggetti sani e in soggetti patologici, gli effetti sul comportamento motorio o cognitivo e le applicazioni cliniche. Il successo, tra virgolette, della TDCS in ambito clinico è dato proprio da alcune caratteristiche tecniche, che sono l'estrema sicurezza. Non sono ad oggi stati registrati effetti avversi se non un pizzicorio, sapore metallico inizialmente all'applicazione della TDCS, mentre con la TMS sapete che ad alte frequenze, soprattutto sulle regioni frontali, sono state registrate in soggetti predisposti delle crisi epilettiche. Ma qual è il razionale teorico per l'applicazione della TDCS in pazienti con patologia non solo neurologica ma anche psichiatrica? Dobbiamo immaginare, sappiamo anzi, che i deficit cognitivi e motori conseguenti ad una lesione cerebrale o più lesione cerebrale o in soggetti con atrofia o patologia psichiatrica non sono altro che la risposta dell'espressione di network che cambiano in modo dinamico e plastico. E da un punto di vista teorico, la TMS, così come la TDCS, rappresentano degli ottimi strumenti per indurre selettivamente plasticità positiva adattiva e ridurre quella che sappiamo può essere una plasticità negativa, che quindi riduce il recupero anche di tipo spontaneo. La letteratura è ricca di studi
che hanno osservato questi effetti che vengono definiti facilitatori, di facilitazione, quindi di miglioramento della performance in soggetti sani, molto spesso giovani. Ed è molto interessante che questi effetti di facilitazione, quindi di potenziamento delle funzioni cognitive, sono stati registrati in diversi ambiti di interesse anche per la clinica. Il linguaggio, la memoria, l'apprendimento, le funzioni frontali, abbiamo visto con Ivan la social cognition, aspetti che possono essere molto interessanti per la neurologia, ma anche in ambito neuropsichiatrico. E da qui una serie di lavori, molto spesso anche in piccoli gruppi, in pazienti patologici, per osservare se gli stessi effetti ottenuti nei sani potevano essere presenti in soggetti con patologia neurologica focale, pensiamo agli stroke, in soggetti con patologia neurodegenerativa e in pazienti di tipo psichiatrico. Ma c'è un ma. Se da un lato gli effetti facilitatori così interessanti che sono stati descritti in soggetti sani, spesso giovani, sono uno dei razionali teorici per l'applicazione nei soggetti con patologia, dobbiamo tenere in considerazione che la trasferibilità immediata degli effetti positivi ottenuti nei sani in soggetto con patologia non è possibile. Per quale ragione? Abbiamo parlato dei meccanismi di plasticità cerebrale. Il cervello di un soggetto con patologia è completamente diverso da un soggetto sano, sono presenti meccanismi plastici attivi nei soggetti con patologia che molto spesso assumono una farmacoterapia che altera l'attività della corteccia. E le età sono diverse, gli effetti di facilitazione spesso descritti nei giovani, i nostri pazienti neurologici o pazienti con patologia psichiatrica sono molto spesso, soprattutto i pazienti con patologia neurodegenerativa, più anziani. Detto tutto questo, quindi dobbiamo tenere con prudenza, osservare con prudenza gli effetti che possono essere presenti in soggetti con disturbi neurologici. Veniamo invece all'impiego nei disturbi del linguaggio. In particolare vedremo velocemente gli effetti in una condizione particolare che è data dallo stroke e poi vi faccio un veloce accenno agli effetti sull'afasia primaria progressiva, che è uno degli argomenti di cui mi sono occupata in questi ultimi anni. Il disturbo del linguaggio ha trovato un grande interesse da parte non solo della neurologia, ma della neuropsicologia e della riabilitazione. Per quale ragione? Sappiamo che il disturbo del linguaggio causato da una lesione focale dell'emisfero sinistro ha come conseguenza un disturbo della comunicazione scritta o orale che purtroppo molto spesso persiste nelle fasi anche di cronicità dei pazienti. E ad oggi il gold standard della riabilitazione per questo tipo di pazienti è senz'altro la riabilitazione tradizionale del linguaggio. Invece il modello che accompagna l'applicazione delle tecniche di stimolazione cerebrale non invasiva nel miglioramento dei disturbi neurologici, ora vedremo, del linguaggio in particolare, è il modello di competizione interemisferica che dice che successivamente ad una lesione di un emisfero focale, di un emisfero, abbiamo due effetti negativi. Da un lato abbiamo una riduzione dell'eccitabilità corticale dell'emisfero colpito dall'evento neurologico e dall'altro un aumento dell'eccitabilità dell'emisfero sano. Per migliorare la condizione neurologica, in questo caso l'afasia, è necessario un riequilibrio tra queste due condizioni. E vi dicevo, le tecniche di stimolazione questo potrebbero fare. Parliamo della TDCS, con questo razionale è stata applicata, vedremo gli studi che applicano stimolazione di tipo eccitatoria, anodica sull'emisfero leso e catodica sull'emisfero sano. Sono stati descritti così tantissimi lavori: facilitazione in soggetti sani, facilitazione del linguaggio in soggetti anziani, lavori bellissimi del gruppo tedesco, della Floer, che mostrano come nei soggetti anziani, applicando one shot, una sola TDCS intrascanner, si osserva come vi è una diversa eccitabilità corticale anche nel soggetto sano, per cui l'emisfero di destra prende a carico il linguaggio, avendo una performance ridotta ad un compito semplice di fluenza.
un one shot stimolazione anodica si riequilibra questa unbalance di eccitabilità corticale e migliora la performance esattamente come nei soggetti giovani. Effetti sugli stroke, molto spesso in piccoli gruppi di pazienti e in pazienti con patologie neurodegenerative. L'aspetto più interessante è osservare se questi effetti durano nel tempo. Un altro aspetto molto interessante secondo me da un punto di vista metodologico è che se confrontiamo la modellistica, i protocolli che sono stati utilizzati per le due principali conseguenze di uno stroke, disturbo motorio o disturbo del linguaggio, nel disturbo motorio vengono applicati protocolli diversi, tutti i protocolli possibili, quindi riabilitazione fisioterapica during stimolazione TDCS, oppure riabilitazione, la TDCS viene posta prima della riabilitazione fisioterapica per aprire una finestra di plasticità, oppure solo TDCS. Nella quasi totalità dei lavori che vedono invece l'applicazione della TDCS nel disturbo del linguaggio, nell'afasia, è sempre abbinata a riabilitazione del linguaggio, per cui viene utilizzato questo gold standard della riabilitazione insieme durante una riabilitazione classica. Vi dicevo i modelli che sono stati applicati, esattamente quello che ti dicevo, parallelamente al modello di competizione interemisferica troviamo lavori di stimolazione anodica sull'emisfero di sinistra per quale area del network del linguaggio, per cui o stimolazione nelle regioni frontali o delle aree di Wernicke. Molto interessante sempre il gruppo tedesco, sono bravissimi, che applica in questo bellissimo lavoro su Brain la stimolazione abbinata a anomia training della regione motoria primaria a sinistra, ottenendo un buon risultato su un gruppo di 26 pazienti con afasia e nelle fasi croniche. Anche un altro modello di applicazione, la catodica, sulle regioni o frontali o temporali dell'emisfero destro, e interessanti protocolli sono le applicazioni biemisferiche, due stimolazioni contemporaneamente, stimolazione anodica nell'emisfero di sinistra, catodica nell'emisfero di destra. Abbiamo applicato anche noi questo tipo di protocollo durante un training del linguaggio in un paziente stroke. Alla fine del 2018 esce il primo trial randomizzato controllato del gruppo di Fredrickson, molto interessante perché osserva in una TDCS o reale o placebo abbinata a un'anomia training applicata per 3 settimane sulle regioni temporali risparmiate dallo stroke, un effetto aggiuntivo di miglioramento nei soggetti che avevano entrambi i protocolli, per cui riabilitazione del linguaggio più TDCS anodica, un effetto che rimane a distanza di 6 mesi, che si generalizza a stimoli non trattati. Nell'ultimo lavoro del 2019 osservano quali soggetti migliorano di più e sono i soggetti che hanno genotipo VAL-VAL BDNF. Per quanto riguarda invece l'afasia primaria progressiva, come sapete, l'abbiamo già sentito questa mattina, è una delle varianti della demenza frontotemporale. Sappiamo all'interno vi sono 3 varianti principali, per cui quella semantica, l'afasia logopedica, oppure la non fluent o agrammatica, e la caratteristica principale di questa sfortunata categoria di pazienti è di essere ad oggi orfana di trattamenti. I trattamenti anche farmacologici che vengono utilizzati per altre patologie di tipo neurodegenerative hanno un impatto ridotto o nullo sulla progressione di questa patologia. Quindi i ricercatori di tutto il mondo hanno tentato di capire se potevamo utilizzare ciò che già sappiamo, quindi la riabilitazione del linguaggio, in questo tipo di paziente, e devo dire che gli effetti sono molto interessanti. Vi rimando a questo lavoro del gruppo della Gorno-Tempini, apparso su Brain a nome di Henry, e osservano trattamento del linguaggio tradizionale in un gruppo di non fluent, un effetto di miglioramento che dura nel tempo, si generalizza a stimoli non trattati e alla scala anche di efficacia di comunicazione. Quali pazienti migliorano di più? I pazienti che hanno un'atrofia ridotta del network del linguaggio.
Anche noi in questi anni ci siamo occupati di questi pazienti, in particolare della variante grammatica della demenza frontotemporale. E in un primo lavoro abbiamo abbinato i due trattamenti, riabilitazione anomia training più TDCS reale placebo e una serie di valutazioni. Riabilitazione per 2 settimane. Cosa abbiamo osservato? Che nel gruppo che riceveva la stimolazione reale più anomia training vi era un miglioramento significativo, migliore del gruppo placebo. Questo effetto si generalizzava a stimoli non trattati, non sottoposti a trattamento, a scale cliniche, per esempio la T, la denominazione della T. L'effetto durava a 3 mesi di distanza, e questo è importantissimo per questi pazienti che hanno una veloce progressione, e a scale di efficacia comunicativa. In un secondo lavoro abbiamo voluto osservare in quali soggetti avevamo i risultati migliori. Ancora una volta il miglioramento è associato a una riduzione a aree risparmiate del network del linguaggio. Cos'è quindi il messaggio? Quando abbiamo un paziente di questo tipo iniziamo il prima possibile. Molto spesso sono pazienti giovani, pazienti 45-50 anni con i primi disturbi del linguaggio. Fine dell'anno 2018, un lavoro splendido del gruppo della Illis e della Zacchini, primo trial randomizzato e controllato su un gruppo di 36 soggetti PPA, rarissimi da trovare con questa numerosità. L'aspetto interessante di questo lavoro è che nel gruppo sono presenti le 3 varianti, anche qui un training del linguaggio abbinato a TDCS reale placebo. Gli effetti sono quelli che abbiamo già visto anche nei pazienti stroke, per cui effetti migliori se abbiniamo i 2 trattamenti, effetti che rimangono a 2 mesi di distanza, si generalizzano a item che non erano stati sottoposti a riabilitazione. E aspetto interessante, gli autori osservano quale delle 3 varianti migliora di meno, e del gruppo della demenza semantica, e come sappiamo dalla conoscenza dei modelli del linguaggio, questo è il gruppo con maggiori difficoltà perché ha un deficit nella rappresentazione del linguaggio. Voglio concludere presentandovi questi dati di un lavoro che abbiamo sottomesso ad una rivista insieme a Stefano Cappa e Rosa Manenti, il gruppo di ricerca del Fate Bene Fratelli, e il nostro obiettivo di questa meta-analisi era osservare se davvero un training del linguaggio con o senza TDCS avesse un effetto sul naming in pazienti PPA. E cosa abbiamo osservato? Che se abbiniamo TDCS abbiamo un effetto positivo sia su stimoli trattati che stimoli non trattati, cioè il famoso effetto di generalizzazione che vogliamo ottenere durante la riabilitazione. Se faccio invece solo il training in linguaggio, l'effetto rimane principalmente per gli stimoli trattati, si generalizza molto meno. Per entrambe le metodiche, sia tradizionale che con TDCS, gli effetti resistono nel tempo. Quindi concludo veramente dando 2 note. Chi applica TDCS viene visto più come un elettricista che come un neuropsicologo, però vorrei portarvi dalla mia parte. Per applicare nell'ambito della neuropsicologia la TDCS dobbiamo capire dove stimolare. Queste conoscenze ci arrivano dal mondo dell'imaging. Quali aree cerebrali sono interessanti per il nostro tipo di paziente? Quando stimolare? Oggi abbiamo parlato dell'afasia, per cui è importante capire quando stimolare per il nostro paziente nei PPA, iniziare prima. Se dovessimo parlare di un'altra funzione cognitiva, pensiamo alla memoria, ai processi di memoria, in quale processo intervenire? Utilizzare tutte le nostre conoscenze nell'ambito della promozione della plasticità cerebrale, per cui studi e interventi individualizzati che promuovono la plasticità nel paziente. Dobbiamo per forza tenere in considerazione le limitazioni tecniche della tecnica metodica che abbiamo deciso di utilizzare. Come riabilitare? Tutto questo ci arriva dai nostri manuali di neuropsicologia e tutto insieme ci
permette di creare un protocollo di riabilitazione che possa essere innovativo e d'aiuto per i nostri pazienti. Quindi le caratteristiche tecniche della TDCS sicura, portatile, con un costo ridotto, hanno portato, come abbiamo visto, l'applicazione a molti ambiti clinici. Dobbiamo tenere in considerazione che vi è una differenza tra gli effetti facilitazione nei soggetti giovani e nei soggetti sani e nei soggetti patologici. Questo è il futuro che è già in atto, e capire quali sono i meccanismi di azione per costruire i protocolli più interessanti per i nostri pazienti, quindi dare avvio a molti più trial con una numerosità interessante che abbinino lo studio di biomarcatori e di imaging. Io ho concluso, ma voglio salutare e ringraziare tutto il gruppo di ricerca con cui lavoro, Rosa Manenti, Sandra Rosini, Elena Gobbi, Giuliano Binetti e Stefano Cappa, con cui lavoriamo ormai da una vita, e il gruppo della clinica neurologica di Brescia, Barbara Borroni e il professor Padovani, e a Londra saluto Marco Sandrini. Da diversi anni stiamo conducendo una serie di studi sulla memoria e sugli effetti della memoria sul linguaggio. Vedete un logo del Ministero della Salute. Come tutti noi facciamo riabilitazione, sappiamo quanto costa la riabilitazione in termini fisici per il riabilitatore, ma è veramente molto costosa. Abbiamo avuto l'onore insieme a Rosa Manenti di avere un importante finanziamento, per cui da ora in poi, proprio dal mese prossimo, inizieremo un trial randomizzato e controllato, biomarcatori imaging sui pazienti PPA, e garantiremo, oltre al fatto che noi siamo veramente molto contente, ma possiamo garantire per 3 anni un trattamento completamente gratuito per il paziente, che potrà essere sottoposto a TDCS, riabilitazione del linguaggio, e noi abbiamo necessità di un pre-post sui marcatori, quindi 2 risonanze di controllo, per cui ringraziamo il Ministero della Salute, perché questa volta siamo riusciti a portare avanti un nostro progetto. Grazie a tutti voi per l'attenzione.